Assessore regionale all'ambiente uscente, un settore che ha acquisito nel corso del tempo un'importanza crescente, Maurizio Conte mette il lavoro e l'esperienza maturata in questi anni al servizio della prossima legislatura. La fuoriuscita dalla Lega Nord a favore della lista Tosi non ha mutato ma anzi rafforzato la convinzione in un progetto di sviluppo economico che passa anche attraverso la valorizzazione di un territorio che rappresenta un prezioso valore aggiunto nell'ambito di un più ampio piano di rilancio economico. L'esperienza di questi 5 anni mi porta a guardare un Veneto che dovrà avere ancora più attenzione a quello che è l'ambiente, alla tutela di un territorio che dalle montagne al mare ha una valenza fondamentale per quello che può essere l'immagine di un Veneto che vuole essere attrattiva anche turistica. Un ambiente da tutelare a scopo turistico per confermare il Veneto prima regione italiana per presenze di visitatori, ma anche e soprattutto il progetto di un nuovo e vigoroso rilancio del nostro sviluppo che dal rispetto dell'ambiente non subisce limitazioni, ma anzi trae ulteriore vigore economico. E quindi un aspetto importante che può guardare soprattutto anche alle nuove professionalità dei giovani, un aspetto importante, nuove tecnologie, innovazione tecnologica, quelle che sono le energie rinnovabili, aspetti fondamentali di un rilancio anche economico di un territorio che vuole vedere proprio nell'ambiente un elemento di valorizzazione di un Veneto che può crescere.